Raffaele Padrone è qui con noi, vice segretario nazionale dell'UGL Polizia e quindi Sicurezza. Dove stiamo andando? Perché se continuiamo di questo passo la questura chiude non perché perdiamo la provincia, ma perché non ci sono più persone che indossano la divisa. Ben ritrovati, è una cosa che chi ci segue ormai l'ha imparata a memoria, no? È una storia che noi diciamo, poi le cose si avverano, l'avevamo detto ancora tanto tempo fa, da qua a 5 anni saranno 100 gli uomini che la questura, direttore, perderà, non i 63 che mancano oggi, anzi che mancano oggi, che sono già in meno, più 16 quest'anno che se ne andranno, che se ne stanno andando già alcuni, l'altro giorno alla festa, diciamo, è all'anniversario del patrono della festa della polizia, il questore l'ha detto, no? Mi pare che non mi ha potuto dare contro, quindi l'ha detto. Io anche oggi ero sulla stampa perché addirittura le pattuglie della polizia stradale stanno venendo meno, quindi anche una sicurezza per tutti i cittadini. La polizia stradale che per una convenzione con il Ministero del nostro, con i trasporti, con Autovie Venete, si trova a essere obbligatoriamente in autostrada e non nelle strade. È chiaro, lì dovrebbero, allora uno dice, dovrebbero andarci i vigili, ma i vigili stanno peggio di noi, tant'è che noi del servizio volante dobbiamo optare anche e garantire l'incidente stradale a Pordenone. Io vorrei, arriveremo a un momento, perché le cose vanno bene, vedete, vanno bene fino a quando non succedono in Italia. Fino a che non ci sarà il morto, quando ci sono le ronde che vanno in giro per la strada, i comitati di sicurezza. Perché io sono contro questo? Sono contro questo perché, a prescindere che sono le forze dell'ordine che devono garantire la sicurezza, con i soldi nostri che paghiamo, i cittadini pagano per la sicurezza, invece già 3 miliardi e mezzo sono stati tolti alla sicurezza, così come nella salute, come nella sanità e tante altre cose. Quindi scapperà il morto perché il cittadino non sa reagire, prenderà uno, succederanno le cose. E così noi in strada, direttore, così in strada perché oggi c'erano 3 pattuglie della polizia stradale impegnate in autostrada in tre turni compartimentali, una a Spilimbergo con la motorizzazione. Sì, no, ma sa quello che mi fa rabbia? Allora, ditemi voi com'è. Mi fa rabbia, no? Io dico la verità, non so se ci fa o si è, o se ci fa o se ci è. Parlo dell'onorevole Liprandi, no? Io ho avuto anche da che dire con lui via Twitter, perché io avevo fatto un cinguettio, lui mi aveva risposto anche in modo un po' arrogante, anche suo padre calabrese era stato rifiutato al nord. Sinceramente non so dove abbia trovato, però sapete cosa ha detto questo signore? Questo qua, e tra l'altro è onorevole della Repubblica Italiana, io spero che presto che si vada perché questa gente qua non deve nemmeno metterci piede, ed è anche esponente di Scelta Civica, il partitino dello 0,0, quello fondato da Monti, poi fu il primo Monti a andarsene via, il quale ad una persona che aveva sparato ad un delinquente ferendolo e che è stato poi condannato per tentativo di omicidio e deve pagare 300.000 euro al delinquente, perché questo è il paese Italia, andavano a rubare ormai diverse volte a casa sua, hanno tentato di rubare sempre all'interno di casa sua, nel garage, la vettura, lui aveva il fucile regolarmente detenuto, pagato le tasse di concessione, ha sparato, ha ferito un delinquente, ha beccato il tentato omicidio, condannato a 2 anni e 8 mesi, e deve pagare 300.000 euro al delinquente ferito. Sapete cosa ha detto Liprandi? Ha detto che non bisogna sparare. Quando si ha davanti questi delinquenti bisogna chiamare la forza pubblica, le forze di polizia. Oppure, io sinceramente credetemi, vorrei offenderlo, ma offendendolo farei una cosa gradita a lui. Allora dico, sapete cosa ha detto anche? Che se davanti in casa, perché uno ha detto, ma lei difenderebbe sue mogli? Certo, con la pistola, e quando arriva il Benito di me dico fermo là, chi va là? Poi sparo in aria e poi sparo verso di lui. Ha visto i film. No, secondo me ha visto i film. Ma deve incontrarmi a me questo signore, perché ha incontrato persone sbagliate fino adesso. Sì, perché nessuno è perché nessuno è come me, come lei, direttore. Ma lo sistemo, se lo trovi. Perché non interviene qua? Metta sotto la dicitura per intervenire. Io spero che arrivi, deve arrivare, lo inviterò pubblicamente. Mi invita anche a me quella sera, però. Perché grazie. Io devo ringraziare il segretario regionale, il consigliere regionale
Ciriani, Luca, che ci ha dato una mano con un'interpellanza che ha fatto ieri, dedicato alla questura, di Pordenone agli uomini. Grazie ancora. Grazie. Allora, gli interventi Friuli Venezia Giulia sulle